Sono in compagnia del giornalista, docente, scrittore Walter Tomada per parlare del suo ultimo libro, La faglia dentro, cosa resta del 6 maggio 1976. Parliamo quindi del terremoto, sono passati 50 anni, 5 decenni, davvero un tempo molto lungo. La memoria di chi ha vissuto la ricostruzione o chi ha vissuto quei momenti è sempre molto viva, ma tu fai un esame ben approfondito del terremoto da un punto di vista poi anche umano. Che cosa ci ha lasciato quindi questo periodo, che cosa ha lasciato in tutti quanti noi? Innanzitutto, perché la faglia dentro? Perché è un'esperienza che è rimasta dentro ciascun friulano come un marchio, sia che avesse un'età adulta, sia che fosse ragazzo o giovane, sia che fosse un bambino o fosse un neonato o addirittura chi è nato dopo il sisma, comunque è cresciuto in mezzo alle baracche, in mezzo alla ricostruzione e ad un processo che ha cambiato profondamente la società friulana. Quindi vivere in una transizione tra due mondi ha portato paradossalmente nella nostra interiorità un paradosso, che mentre si sistemava tutto benissimo fuori, in una ricostruzione di cui possiamo andare veramente fieri, possiamo indossarla come una medaglia perché è stata la ricostruzione probabilmente più completa, più veloce e anche più onesta che si sia vista in Europa. Mentre fuori tutto andava bene, c'è anche l'altra faccia della medaglia, e cioè di quello che c'era, di quel Friuli che c'era, che cosa rimane oggi? Oppure aver ricostruito le case, sviluppato l'economia, afferrato un benessere che mai qui si era visto così ingente, ci ha forse un po' cambiato l'anima. Questo è il ragionamento che sta alla base del libro. Sembra che i tempi siano passati veramente molto veloci, però come dicevo la memoria è sempre molto, molto attiva di quel periodo per tutti quanti noi che lo abbiamo vissuto. Tu in particolare dove eri il 6 maggio 1976? Ero a casa mia, nella casa dove tuttora abito e dove i miei avevano riversato tutto il loro impegno e i sacrifici di 20 anni di emigrazione in Germania ed in Svizzera. Era una casa che era stata costruita da poco e io c'ero nato 3 anni prima. E quella sera del 6 maggio 1976, a quell'ora, mia madre mi stava facendo il bagnetto e io ricordo distintamente, perché è il primo ricordo che ho, che quella sera lei mi prese così com'ero e mi portò precipitosamente fuori, tentando di mettermi in salvo, mentre tutto quanto tremava e tutto quanto sembrava venire giù. Ecco, quel momento lì è stato il mio ingresso al mondo e io immagino che per molti figli del terremoto, per molti figli del sisma, l'idea e l'approccio con questo fenomeno sia quello, ogni volta che la terra trema, di avere un sussulto dentro. È importante, sarebbe importante a mio avviso, che questo tipo di approccio, senza trasmettere ovviamente allarmismo, senza dare l'idea di essere fuori dal tempo, però venisse trasmesso anche alle future generazioni, perché io da docente ho l'esperienza che invece nonostante tutte le esercitazioni che si fanno, nonostante tutto quello che è il meccanismo che è stato messo in atto anche per addestrare a questo tipo di emergenze, man mano che il tempo passa la consapevolezza della pericolosità delle situazioni legate al rischio di catastrofe sia sempre meno viva nei nostri ragazzi. Quindi è un qualche cosa su cui riflettere e penso che questo libro in qualche modo dia uno stimolo anche in tal senso. E quindi anche un po' una responsabilità di noi adulti, quello di comunicare alle nuove generazioni i valori e ciò che abbiamo imparato in quel periodo e negli anni immediatamente successivi che ci portiamo dentro. Tu hai voluto fare una disamina particolare perché l'hai divisa in 3 sezioni.
Sì, sono partito dall'esame proprio di quello che è stato il passato visto dal presente, proprio per raccontare anche in termini analitici i mesi, in particolare i mesi da maggio fino all'inizio del 1977, fino diciamo il primo anno del terremoto e l'inizio della ricostruzione. Mesi che furono difficilissimi, ma anche segnarono un grosso protagonismo da parte delle comunità. Perché se ci fu la possibilità di ricostruire il Friuli in quel modo che abbiamo detto, cioè completo e veloce, è stato perché abbiamo avuto una grandissima solidarietà da tutte le parti del mondo, solidarietà internazionale, i fondi dello Stato, ma siamo stati anche capaci di metterli a terra quei fondi. In altre occasioni non è stato così. Per cui da questo punto di vista c'è stato un movimento che ha portato, non so, intanto i friulani ad investire anche le proprie risorse private su questi nuovi edifici che andavano a diventare le loro nuove abitazioni più sicure per l'avvenire, per le proprie famiglie, ma anche una solidarietà di fondo, per cui io ricordo distintamente che mio padre, che faceva il muratore, andava a lavorare un weekend da una famiglia, un weekend dall'altra famiglia e viceversa, i suoi diciamo amici venivano ad aiutare lui, c'era una sorta di turnazione della solidarietà, perché oggi io do una mano a te, tu domani ne dai una a me. Lo stesso accadeva, non so, con la cura delle persone anziane o con la cura dei bambini, anche perché si veniva da un sistema urbanistico che era quello delle corti, che si era poi trasferito anche nei villaggi prefabbricati, che aiutava in tal senso a darsi una mano, no? Il Fasin di Bessoi non era uno spirito solamente della ricostruzione, ma anche dell'auto-organizzazione. Poi però nel momento in cui questa ricostruzione è andata facendosi, qualcosa è cambiato e al modello appunto delle corti si è preferito un modello diverso, che è un po' quello delle villette uni o bifamiliari, il modello dei recinti, degli steccati, il modello che ci ha un po' rinchiusi in noi stessi, e quella coesione sociale di allora in buona parte oggi appare dimenticata. Eh sì, Walter, perché sembra che ci sia un po' una preoccupazione da parte delle nostre generazioni che si perdano questi valori e che non vengano trasmessi a quelli che sono i nostri figli, i nostri nipoti, che si perdano questi aspetti che erano i valori fondanti dei nostri padri, dei nostri nonni e che hanno rifondato il Friuli. Sì, erano i valori che in buona parte derivavano dalla necessità, dalla miseria che era derivata da 2 guerre mondiali e da una situazione che il Friuli aveva vissuto di difficoltà economica, di difficoltà di un'emigrazione appunto notevole, per cui erano valori che venivano da lontano. E il terremoto, paradossalmente, nella disgrazia, ha permesso di superare questi problemi, di andare oltre e di costruire delle condizioni per un vivere diverso, un vivere più benestante, un'economia più florida, ma in questo la mancanza del bisogno ha quasi come tolto un po' il carburante a questa società e l'ha resa meno appunto solidale, tanto che noi oggi veramente viviamo un paradosso. Siamo diventati, prima eravamo una società che aveva un imperativo come quello del mai strasà, non si buttava via niente, a partire dal purcit, no? Che era l'animale simbolo totemico quasi di quest'idea dell'utilizzo delle risorse. Mentre adesso siamo diventati, non so, per esempio la regione d'Italia con il più alto numero di centri commerciali per numero di abitanti. Allora, delle due l'una, o eravamo troppo
parsimoniosi prima oppure siamo troppo spendaccioni adesso. Cioè bisognerebbe trovare un equilibrio tra questi aspetti e provare a far tesoro di quelli che erano un po' i valori che la nostra società aveva coltivato fino a quel momento, recuperandoli e soprattutto recuperando quello spirito di solidarietà reciproca e di autoaiuto che potrebbe essere utile in caso di future emergenze, ovviamente. Nella seconda sezione che tu hai sviluppato hai un po' approfondito l'argomento intellettuali, gli intellettuali friulani che hanno avuto anche un po' di lungimiranza, erano preoccupati proprio di quello che potesse essere il futuro del Friuli e delle generazioni che sarebbero arrivate. Sì, ci sono delle pagine che sembrano quasi profetiche, lette alla distanza sembrano illuminare degli aspetti che poi si sono puntualmente avverati e viene spontaneo chiedersi se lette allora avrebbero potuto consigliare un comportamento diverso o perlomeno un'attenzione rispetto a questi aspetti. Provo a fare 2 o 3 esempi. C'è un articolo di Carlos Gorlón che comincia dicendo «Oggi non sono più io». Allora, era quasi come se fosse una sorta di anticipazione di quella che sarebbe stata la metamorfosi, la trasformazione di un'intera società che passa anche attraverso la trasformazione dell'identità, cioè di quel sentirsi friulani che è stato la base, la leva principale del movimento della ricostruzione, ma che oggi appare invece sempre meno un collante della comunità, sempre meno un ingrediente necessario per dare uno sviluppo a quella che è la nostra azione. C'è un altro esempio, padre David Maria Turoldo, che anche lui reagisce in modo molto forte al terremoto, però anticipando che solo tenendo a mente, tenendo conto della propria identità e della propria storia, i friulani potranno risollevarsi come tante altre volte si sono risollevati dalle catastrofi. E anche scienziati come Guido Barbina, che era un geografo, in un certo senso guardano lontano e anticipano quelle che potrebbero essere le mutazioni socio-antropologiche a cui si va incontro se non si preserva un tessuto comunitario coeso. Per cui davvero ci sono tanti aspetti interessanti anche nelle pagine degli scrittori di allora, con una piccola chicca che è quella di uno scrittore amato da tutti, credo, che era Gianni Rodari, che durante il terremoto, subito dopo il terremoto, è andato a trovare una classe di studenti che gli aveva inoltrato, una classe di studenti di Gemona che gli aveva inoltrato il Natale precedente un calendario in friulano, il Lunari dei Frus des Elementars di Glemone, è andato a trovarli quasi per dargli una sorta di augurio e di conforto. Peccato che tra quegli studenti ce n'erano alcuni che non c'erano più. E poi c'è l'argomento molto importante, quello del volontariato, che ha caratterizzato proprio il terremoto del 76. Sono arrivati qui volontari da ogni parte d'Europa, possiamo dirlo, non solo d'Italia. È stato un movimento eccezionale che insegna che è necessaria una mobilitazione da parte di tutti, ma sono stati accolti, sono stati ringraziati. Si continua a distanza di tantissimo tempo a intrattenere legami con quelli che in quel momento sono stati capaci di darci una mano. Ma noi oggi conserviamo questo patrimonio, lo conserviamo in una delle regioni più ricche in quanto a numero di associazioni e mobilitazioni di volontari, che però hanno un solo difetto: cominciano ad invecchiare. Cominciano ad invecchiare perché uno degli effetti del mancato racconto e della mancata sensibilizzazione rispetto ai valori che sono stati messi in essere in quella volta fa sì che oggi i nostri giovani è difficile coinvolgerli nella protezione civile, nelle associazioni come quelle degli alpini o del volontariato in generale, che si adoperano per aiutare gli altri, nelle associazioni sociali, di promozione sociale.
Quindi uno dei doveri in un'occasione come il cinquantennale del 6 maggio e delle scosse di settembre è proprio quello di descrivere quanto è importante aiutare gli altri e quanto ci può dare in termini di crescita e di dignità del nostro esistere, mettersi a servizio di chi ha più bisogno. Quindi è importante e fondamentale che non si perdano questi 50 anni di lavoro e di sofferenza anche che abbiamo avuto per riportare poi al massimo splendore il nostro Friuli. Quindi se volessimo lanciare un messaggio, se volessi lanciare un messaggio finale con questo libro, qual è? Beh, che se 50 anni fa siamo stati capaci di sconfiggere quelli che normalmente definiamo i mali atavici dello Stato italiano, ossia l'inefficienza e la burocrazia, anche adesso, visto che siamo una regione con un'autonomia speciale e abbiamo delle possibilità anche economiche ancora piuttosto cospicue, dobbiamo trovare delle soluzioni ed essere ispirati a trasferire ai nostri ragazzi quella stessa mentalità, che era la mentalità del aiutarsi e progettare insieme una società che sia contemporaneamente innovativa, progredita, ma anche accogliente e solidale. Ringraziamo Walter Tomada che ci ha presentato il suo ultimo libro, La faglia dentro, cosa resta, del 6 maggio 1976. Grazie Walter di essere stato con noi. Grazie Mayra.